questo disco è cambiato totalmente il modo di lavorare che avevamo, mentre prima ci siamo trovati ad avere dei pezzi già fatti. Qui si è trattato veramente di costruire i pezzi in sala prove tutti assieme e credo si noti molto il cambiamento di sound rispetto al passato. Con l'ingresso di Ale che con la band siamo ritornati ad essere un quintetto e ad avere molte più frecce nella nostra faretra. Per esempio due pezzi come Telecomando e Nulla per cui valga la pena sono un esempio di come dei pezzi scritti molto tempo fa siano stati ripresi totalmente dal gruppo e trasformati in quello che poi è il risultato che sarà presente nel disco. In questo sono stati fondamentali due nuovi membri, Ale e Checco, perché hanno portato veramente il sound del gruppo a diventare qualcosa di molto più commerciale, molto più vicino a quello che siamo ora. E abbiamo potuto fare un bel percorso musicale, fare un bel passo in avanti, anche perché Ale è anche un discreto cantante, quindi 3 voci, un tastierista, e il suono è diventato molto più ricco. È il nostro concetto di Café Noir, ovvero un insieme di una miscela di generi diversi, di modi diversi di fare musica, cioè un po' tutto quello che sono i nostri gusti musicali di ognuno fusi insieme.